Qua. Sigla? Buongiorno. Allora, proviamo a ripetere. Quindi, avete tanta energia o poca energia? Provate a dire... Boh, che cosa possiamo dire? Provate a dire non lo so a voce alta. Vabbè, avete poca energia ma ci scalderemo. Allora, buongiorno a tutti. Vediamo se funzionano le nostre slide. Iniziamo con le prove tecniche. Ok. Allora, avremo 2 ore insieme. Il mio obiettivo è quello, da una parte di divertirci, dall'altra di uscire fuori da queste 2 ore con le idee un po' più chiare di che cos'è l'orientamento. Sappiate che io ancora non so nella vita che cosa fare. Mia mamma non ha ancora capito che lavoro faccio, quindi c'è speranza per tutti. Allora, iniziamo. Questa prima fila mi legge la prima slide. Via. A voce alta tutti. Leggete. A voce alta. Via. Ragazzi, se no ce ne andiamo, Diamogli una mano noi, come funziona Vai. questo coso qui? Conviene entrare subito nel mondo del lavoro? O è opportuno prendersi un po' di tempo per pensare? Stefano, scusa, come funziona questo coso? Funziona? Bisogna cliccare. E quindi è semplice. No, non devi fare niente, vai. Non devi fare niente. Niente. Noi possiamo urlare Vai, loro? vai. Via. In ogni caso, la scelta è difficile e trovarsi in difficoltà è normale. Aiutatemi però. Leggete sta roba. Una facoltà ITS che non ti passiona o a fare un lavoro che non ti piace, le variabili da considerare sono molte. Gli strumenti per orientarsi, per fortuna. Ah, hai visto. Oggi ne parleremo con una platea numerosissima che fra un po' si riempirà ancora di più, che vi presenterò più tardi. Ci sarà anche una sorpresa alla fine, se farete da bravi, ma questo lo presenteremo dopo. Ma c'è un problema. La domenica mattina, quando siete a cena con la vostra famiglia, che cosa vi chiedono? A me chiedono, ma quando ti sposi? E io non lo so. E poi la seconda cosa che mi chiedevano era, cosa vuoi fare da grande? Voi sapete cosa volete fare da grandi? Quindi alzi la mano chi sa cosa vuole fare da grande. Alzi la mano chi sa cosa non vuole fare da grande. Ok. Ragazzi, secondo me siete in esubero, ma possiamo occupare questi spazi anche in prima fila. Entrate. Allora, è un momento di serietà, Quindi, ragazzi, che cosa bisogna fare per rispondere a questa domanda? Che cosa bisogna fare per rispondere a questa domanda? Per rispondere a questa domanda dovrai sapere quali sono le tue attitudini. Quindi in questo momento chiameremo un volontario o una volontaria. Quindi io vi guardo negli occhi come l'interrogazione. Chi interrogo. Via. Una volontaria sul palco. Prego. Come ti chiami? Delia, che ho costretto praticamente poco prima dell'inizio a far parte del nostro gioco. Perché oggi con Monica Onori parleremo di Orienta Game. Io direi un applauso a Monica Onori che è da Roma. Vieni con me, Delia. Ora regia, diamo lo schermo. Allora, mentre siete tutti più o meno seduti, mi sentite penso anche senza microfono? No, vai, microfono che sono anche online. Allora, microfono uno a me. Ok, grazie. Mi sentite meglio? Forse sì. Ciao a tutti, buongiorno, sono Monica. Lavoro in Union Camere, che significa lavoro in quell'associazione che mette insieme tutte le camere di commercio d'Italia, tra cui ovviamente anche la Camera di Commercio di Sassari. Allora, vicino a me c'è Silvia. Mentre intanto vi mettete seduti, vi racconto Delia. velocissimamente che noi stamattina siamo qui per divertirci. Brava. E quindi ci dobbiamo divertire, ma in modo serio.
è che nel divertirci in modo serio, il nostro obiettivo, ragazzi, è assolutamente quello di creare 2 ore, diceva Stefano, altamente interattive. Quindi non vi immaginate che nessuno di quelli che stanno di qua, dal palco, sia venuto qui per farvi una lezione. Siamo qui per chiacchierare, trasferirci emozioni, raccontarci esperienze e darvi qualche piccola idea di orientamento, perché l'appuntamento di stamattina si chiama Orientamenti. Allora, a proposito di orientamento, noi come Union Camere ci siamo inventati, nell'ambito di un progetto che si chiama Excelsior, di cui qualcuno di voi avrà sentito parlare, alzi la mano chi ha sentito parlare di Excelsior. Mamma mia che brutta figura, vabbè non fa niente. Dite la verità. Dite la verità perché i vostri docenti ve l'avranno sicuramente detto, va bene, Okay, lo vedrete. Bisogna lavorarci. Bisogna lavorarci. Vabbè, comunque diciamo che Excelsior è un sistema informativo di Union Camere insieme col Ministero del Lavoro, ANPAL e l'Unione Europea che insomma ci aiuta un po' a tutti a mettere insieme le caratteristiche della domanda di lavoro con le esigenze delle imprese, perché bisogna cercare lavoro dopo il diploma anche, e bisogna anche capire quali siano le esigenze che richiedono le imprese, quali siano i profili, gli identikit giusti. E a proposito di identikit, noi proviamo, diciamo così, a farvi costruire un identikit basato sulle vostre attitudini, le vostre passioni, i vostri talenti, le vostre competenze attraverso questo gioco che si chiama Excelsior Orienta. Allora Silvia, che è la nostra volontaria. Delia. Oh, vabbè, ho capito un nome per un altro perché oltre all'età mi sono anche insordita. Ok. Ti do la parola, tu ti presenti un minimo e ci racconti che tu hai già deciso cosa vorrai fare e poi iniziamo a giocare. 30 secondi, cosa vuoi fare da grande? Allora, faccio il linguistico e vorrei fare medicina, Bellissimo. quindi 2 cose completamente diverse. Non devi guardare me, devi Devo guardare guardare loro. loro, ok. E niente, sono Delia e ho continui 18 a guardare anni. me. Ho 18 Facciamo un anni. applauso a Delia, io direi. Dai. Pronta a giocare? Bene. Allora, si chiama Excelsior Orienta e come vedete qui sotto è la nuova piattaforma di Union Camere per aiutare studenti e studentesse a scegliere un futuro professionale in linea con talenti e passioni. Allora, a chi è rivolto? È rivolto a studenti e studentesse, prima parte, e poi è rivolto ovviamente a genitori / insegnanti, l'ha detto prima Stefano, e ovviamente al pranzo della domenica i genitori, la famiglia vi chiedono cosa farai da grande e soprattutto quando te ne vai da casa diventi autonomo perché scegli il tuo futuro e ti sostieni da solo. E poi ci sono ovviamente tra i destinatari di questo gioco anche i docenti, perché sono loro che durante le scuole soprattutto vi aiutano ad orientarvi e quindi un po' a costruire insieme a voi il vostro futuro e soprattutto a tirar fuori quelli che sono i vostri punti di forza. Allora, cosa sei tu? Uno studente? Una studentessa? Vai, lei è la prima volta che vede la piattaforma, la vediamo insieme e giochiamo insieme. Qual è l'obiettivo finale? Tirar fuori un report, una cosa un po' tecnica, tirar fuori un identikit, capire meglio su cosa puntare, conoscersi un po' meglio, potrebbero uscire fuori delle cose che vi sorprenderanno perché non le conoscete, non vi conoscete sotto quel profilo. Ovviamente stamattina non potremo fare tutto il gioco, vi daremo solo delle pillole. L'obiettivo qual è? È quello che stasera, domani a scuola, a casa, con i docenti e con tutti gli amici provate a farlo. Quindi noi vi dobbiamo soltanto dire che c'è e poi ve lo costruirete in autonomia e per qualsiasi cosa noi saremo ovviamente a disposizione insieme al corpo insegnante. Vai, ovviamente man mano che vai lo presenti, quindi microfono. Okay, è la prima volta, lei non l'ha mai visto, quindi per dirvi che è basato sull'intuizione, la facilità di uso.
assolutamente immediato. Allora, la prima parte vi aiuto io, sopra trovate esplora il mondo delle professioni e scopri i percorsi di studio, quindi se voi andate nelle due sezioni, scusate, della piattaforma, trovate un po' quelle che sono le caratteristiche delle professioni che volete fare, con delle schede dettagliate, e potete anche vedere i percorsi di studio che potranno caratterizzare il vostro futuro post diploma, tra cui i corsi professionali, ma tutti i relatori dopo ve li racconteranno. Noi ci concentriamo in particolare sull'Orienta Game, su questo gioco. Vai! Ok, quindi Sotto, Orienta Game. qui? Vai! Aspetta, Scorri. Là! Inizia. Diciamo che non ci vuole più di mezz'ora, ci vuole meno, ma appunto ve lo stiamo raccontando velocissimamente. Ovviamente, prima parte, raccontaci qualcosa di te, il tuo nome, dove abiti, in che provincia sei e che scuola frequenti. Ok. Mi chiamo Delia. Abito a Dove abiti? Sassari. Sassari, provincia di Sassari. Che scuola frequenti ce l'hai già raccontata? Vai. Menù a tendina, che cos'è? Il tuo è un Liceo. liceo. La piattaforma, il gioco che è appunto costruito in un modo accattivante e con una comunicazione insomma facile, l'abbiamo detto, intuitiva, è anche insomma fatto per tutti. Cioè, ovviamente noi oggi abbiamo voi che siete l'ultimo anno delle scuole secondarie superiori, ma va bene ovviamente dalla terza media in su. Allora, devi selezionare, quindi ci dovete raccontare qualcosa di voi. Quindi abbiamo detto dobbiamo puntare sulle passioni, sui talenti, e quindi vi chiediamo, perché dietro a questo gioco c'è un mondo che è fatto di esperti che hanno costruito il percorso con alcune domande per poter tirar fuori questo vostro identikit. Quindi vi chiediamo quali sono le 3 materie che ti appassionano, Delia? Allora, fisica, chimica e biologia e Poi? Matematica e Geometria, poi? lingua e letteratura. Allora, lingua e letteratura fai il linguistico, fisica, chimica e biologia, lei ha già le idee chiare, lei il suo orientamento ce l'ha, vuole fare medicina, quindi ovviamente, ok, scegli un avatar perfetto per te? Quello nel quale ti rispecchi? Ok, gioca. Ciao Delia. Didi, parla. Ciao Delia, ti do il benvenuto nell'Orienta Game. Ok. Qui trovi la mappa per muoverti all'interno delle 3 isole dell'Orienta Game, valori, attitudini e competenze. Allora, l'Orienta Game questo fa. Tira fuori questo identikit tra valori, attitudini e competenze. Vai Delia. Quindi adesso, prima volta che lo fai, dove andresti? Seleziona una delle isole per iniziare a giocare e metterti alla prova. Puoi affrontare i 4 test nell'ordine che preferisci. L'ordine è quello che tu preferisci, vuoi cominciare dai valori, dalle attitudini o dalle competenze? Attitudini. Attitudini. Ogni persona ha diversi tipi di intelligenza con una combinazione che rende ogni persona, ognuno di voi, unico. Tu non sei mai vicino a quello accanto, non sei mai uguale a quello vicino a te, ogni persona è un unico. Ciascun tipo di intelligenza comprende abilità e capacità che però possono essere allenate e rafforzate, e siccome il gioco è un gioco, però è un gioco per mettersi in gioco, quindi iniziamo a metterci alla prova. Vai Delia, inizia. Okay. Allora, indica Voce alta, indica quanto ti riconosci, rispecchi in ciascuna delle seguenti affermazioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Scusa solo un secondo Delia, non ci sono risposte giuste o sbagliate, cioè non è l'interrogazione, questo test, questo gioco, non è che dice ma dovevo dire A, no dovevo dire Z, no ho sbagliato, no prendo un voto. Ciascuno di voi si mette in gioco in un modo trasparente per scoprire se stesso. Quindi vai, la scala è 0 uguale per niente, 1 è poco e massimo 4 completamente. Vai, gioca.
Sono in grado di riconoscere i punti cardinali anche in luoghi dove non sono mai stato. Di fronte a questa frase, ti rispecchi sì o quanto? Rispetto a questa frase, sono in grado di riconoscere i punti cardinali anche in luoghi dove non sei mai stata. Senza l'aiuto del telefono. Senza l'aiuto di nulla, né Ok. di smartphone, non di nulla. Anzi, brava, questo mi dà l'opportunità di dire che questo gioco lo trovate ovviamente su internet, PC, smartphone, tablet, cellulare, lo potete fare dappertutto. Tu, senza alcun riferimento, nessun supporto esterno, devi dire quanto ti rispecchi in questa affermazione. Non ti rispecchi affatto, facendolo così. Quindi tu ti perdi anche a Sassari. Cioè, Ma i a punti Sassari sei cardinali- già stata. esatto. Cambiamo città, è una città dove non sei mai stata. Berlino, sei mai stata a Berlino? No. Se vai a Berlino, ritrovi il nord, il sud, il centro, l'est, l'ovest, non lo so, i punti cardinali? Vai, no. non mi rispecchia, vai, conferma e vai avanti. Sono veloce a fare i calcoli e mi piace farli a mente. Mi piace farli a mente? No, però... Ridono, mi sa che con la matematica scarseggia, Infatti tu dici così, Non vanno influenzate le risposte, ciascuno è autonomo, libero, trasparente, però anche sincero con se stesso. Vabbè, Scoprire le 2. proprie attitudini significa anche, insomma, saper cogliere i propri punti di forza in modo trasparente. Bene, avanti. Gioco con gli animali ogni volta che posso. Non mi guardare, guarda loro. Quali animali ti piacciono tantissimo? Io ho un coniglio e un gatto, quindi sì. Ok, sei proprio tu, vai. Tra i giochi da tavola mi piacciono quelli che richiedono strategia piuttosto che fortuna. Sì, 3. 3, ok. I miei amici si stupiscono perché ricordo nomi, luoghi, date e anche se non hanno importanza. No. No, non si stupiscono, quindi no. Ok. Conosco e uso termini diversi e vari per esprimermi. Sì, magari in un tema di italiano. Beh, non solo nel tema, Quando si parla di termini, si parla di una comunicazione scritta, orale, cioè la capacità di usare una terminologia appropriata, diversificata per esprimere il tuo pensiero sia in modalità scritta che orale, Delia. 2. 2. Allora, voi vedete sopra che le risposte vengono progressivamente salvate. Noi stiamo compilando la sezione attitudini e praticamente al termine, ovviamente, avrete la barra tutta completamente compilata. Siamo nella sezione attitudini. Ve la volevamo far vedere per dire quale può essere la tipologia delle domande che vengono poste e delle aree su cui venite invitati, giocando, a pensare. I miei amici mi chiedono consigli e cercano la mia compagnia. Pensate che dietro ognuna di queste domande, dietro ovviamente c'è una costruzione per studiare e capire meglio ciascuno di noi, che è un unico. Allora, se dalle attitudini che abbiamo un po' visto come tipologia, diciamo così, di domande, volessimo andare invece all'altra sezione, ti ricordi? Valori, attitudini, competenze. Proviamo a tornare indietro, Delia, a far vedere qualcosa, perché ovviamente il test va compilato per tutte e 3 le tipologie. Vogliamo andare sulle competenze? Ti piace? Vai! Perché in realtà te ci ho portato io, perché vi volevo raccontare che a proposito delle competenze, noi, insomma un po' così per esperienza, diciamo che le competenze sulle quali vogliamo investire ed investe il mercato del lavoro, poi ce lo racconteranno tutti loro che sono molto più seri di me, sono principalmente le competenze digitali, green e Realtà. e imprenditoriali. Perché tutto sommato noi siamo qui, cerchiamo un lavoro, il lavoro Stefano deve ancora capire cosa vuole fare da grande, io anche se faccio la dipendente, ma lavoro in un mondo che aiuta anche le persone a fare impresa.
Allora, su cosa ti vuoi cimentare? Sulle competenze digitali, green, imprenditoriali, life? Così vediamo un po' che tipo di domande ci possono essere dietro. Green. Green. Ti interessa il mondo green? Sì, se ne sente spesso parlare. Se ne sente spesso parlare. Interessante. Vada. Si chiamano competenze trasversali. Ok. Tutti questi che ridono, sono convinta che sappiano tutti che cosa sono le competenze Sì. trasversali, dopo verranno su e ce lo Infatti raccontano. facciamo questo adesso. Allora, ora cambiamo. Viene con noi sul palco. Sto scherzando. No, in realtà... Volevi minacciare qualcuno? Sì, no, in realtà per un attimo ho visto il terrore nella sala, tipo chi mi interroga, chi mi interroga, chi mi interroga. No, il terrore è stato rispetto alla definizione di competenza trasversale. Sì, Sono andati tutti sì. a leggere, vediamo se Che- c'è scritto qualcosa sull'attitudine a fare impresa. Diamo Life, ancora 30 secondi personalità. a Delia, alla nostra candidata, però c'è una cosa importante in realtà. Vi abbiamo voluto far vedere questo strumento che è molto interessante e dopo ci saranno degli stand ad hoc dove potreste anche tentare di capire quali sono le vostre attitudini, ma la cosa più importante sarà farlo tra di voi a casa, perché comunque vi darà l'opportunità di riflettere, e questo secondo me è una cosa molto seria, su quello che veramente potreste potenzialmente fare nel post diploma. Io direi che in maniera molto elegante ringraziamo Delia per la sua disponibilità, gli facciamo un applauso Grazie. L'aspettiamo allo stand della Camera di Commercio per continuare. per fare ovviamente la cosa. Le raccontiamo che le competenze green, così nessuno si spaventa, sono tutte quelle legate al mondo della sostenibilità ambientale. Poi insomma, no? È interessante. Sì. Allora io direi E che... me mi metto seduta. Sì, io direi che... Ok, Così, ma sono perfetto. stato delicato, no? Nel dirlo. Assolutamente sì, mi stavo tanto divertendo e perché volevo tirar fuori il report di Delia. Grazie a Monica. Andiamo, come dicono in regia, come dico, dammi la 15, era la 15, no? Datemi la 15 perché preparate il vostro smartphone. Ecco la 15, preparate il vostro smartphone ed entrate in questo software che proverò a gestire dal mio telefono. Entrate, potete farlo tutti, Dovete entrare tutti, perché vi farò delle domande. Allora, amministratore, login. Anche per questo cerchi volontari? Vedremo. Siete tutti collegati? Vai, collegatevi. Prendiamoci il tempo. Tra l'altro sappiate che ci sono circa 1000 studenti collegati online, quindi anche gli studenti collegati online in realtà nelle varie scuole avranno accesso a questo. Ci siete? Datemi un cenno quando ci siete più o meno tutti. Vi do il tempo, Ci siete? Vi siete collegati? Ok. Allora io direi che iniziamo con la prima domanda. Quindi chiedo alla regia di collegarmi il monitor qua. Bisogna fare full screen. Quindi la prima domanda è: cosa farete dopo il diploma? Iniziate a rispondere. È in tempo reale, proviamo a capire. Ci siete? Quindi già 150 persone hanno risposto, via, andate. Quindi, molto interessante per l'università questo dato. Non ho ancora deciso. Ricerca di un lavoro, 184, vai, andate. Percorso universitario direi che è molto interessante. Ok, mi piace. Andiamo alla seconda domanda. Quanti tra chi ha scelto un percorso universitario si iscriverà presso un dipartimento università in Sardegna, presso un dipartimento università non in Sardegna, presso un dipartimento
C'è una doppia domanda, quello è per gli indecisi, perché eravamo noi. Sta valutando. Ok, questo è molto interessante anche questo. Già 150 persone hanno risposto. Non sapevo fosse così interessante questa cosa. Qua abbiamo il rettore con noi, probabilmente magari si è spostato un attimo. 182, quindi sta valutando, cioè sembra come gli exit poll delle elezioni, no? Fino al giorno prima. E quindi a questo punto è interessante cosa andremo a dire in questa giornata. Vai a colpire il target sì, ragazzi, qua mi piace. Ok. Quanti tra chi ha risposto positivamente ha trovato in Sardegna il percorso di studi che cercava? E quanti non ha trovato in Sardegna il percorso di studi che cercava? Sarebbe molto interessante. Peccato il rettore, bisogna fargli delle foto. Allora, il percorso di studi che cercava 65%, già 120 risposte, 130. Ok, mi piace. Andiamo avanti. Qua ora dovete scrivere qualcosa. Questo è molto importante. C'è un corso di studi che vorreste avere in Sardegna ma non è presente? Perché in realtà questa domanda ci aiuta ad interagire con le università, magari per cercare anche di stimolare il senato accademico. Criminologia. Ragazzi, sapete che abbiamo i vostri account, quindi siate seri. Ok, qua vi farò fuori subito. Altra domanda, conoscete l'ITS? Ecco, questa è un'altra domanda molto interessante. 136 risposte già dicono no. Perché è una domanda interessante? Poi ne parleremo con i nostri ospiti. Perché in realtà Verona, eventi nazionali, diciamo ormai da anni, poi Ottavio magari ce lo confermerà in rappresentanza anche gli ITS regionali, si parla tantissimo di questo strumento. Il fatto appunto che 190 persone dicano no, questo fa capire che c'è ancora molto da fare. Ultima domanda, l'università ha un ufficio denominato Job Placement, questo non lo sapevo neanche io, per facilitare l'inserimento dei laureati, laureandi nel mondo del lavoro. Lo sapevate? Tra l'altro c'è una cosa particolare che poi andremo a approfondire. L'Università di Cagliari e Sassari in realtà hanno un ufficio che dà dei servizi similari ma ad un'utenza diversa. Cioè Sassari ho scoperto che ricopre anche i diplomati, cosa che non fa Cagliari. Ok, secondo me, a parte dopo la ricerca dei link con le forze dell'ordine per chi ha scritto parole, naturalmente scherziamo, ma ci sta. A questo punto chiediamo la slide numero 22. E sappiate che questo non è il mio lavoro, ma mi pagano, quindi avete anche voi un futuro. Allora, andiamo ad interagire con i relatori. Le domande e le risposte, soprattutto che avete dato, secondo me sono molto interessanti, soprattutto per quelle che saranno le domande successive. Allora, un primo flash, Paola Rappelli e Valentina Onnis. Iniziamo da Paola. In realtà moderare è una roba apparentemente facile, devi solo essere un po' meno timido, però un conto è organizzare un convegno facendovi delle slide noiose, un conto è cercare di far sì che il vostro tempo, secondo me molto prezioso, possa avere un senso. E la prima domanda che faccio quindi a Paola, con la quale abbiamo chiacchierato, era al posto di darvi delle slide dove vi diciamo i corsi di Sassari, di Cagliari sono, era studiare o non studiare? Percorsi tortuosi e rivalse. E poi in realtà ce n'è un'altra collegata, ma dopo. E poi abbiamo parlato di un'altra cosa anche, cioè la vita dello studente universitario. E quindi a te diciamo un flash, una battuta su questo. La vita dello studente universitario è completamente diversa
da quella di oggi. E quindi secondo me è molto interessante chiacchierare con chi appunto vive l'università e provare a dare un punto di riferimento. A te la parola. Grazie Stefano, non è una domandina così da nulla, quella... Da cosa cominciamo? Studiare o non studiare? Ora, vista dalla prospettiva, mi sentite? Di uno studente delle scuole superiori, la domanda sembra: continuo a studiare o smetto di studiare? In realtà andrebbe vista un po' in maniera diversa, perché quello che succede all'università è una cosa diversa da quello che succede a scuola. Ok. Perché entriamo in una dimensione completamente diversa. Ci sono un 30% di voi che ancora non sa se si iscriverà all'università o ha pensato di non farlo. Ora, io non sono qui a entrare nella vita degli altri, però vorrei che ognuno di voi facesse un attimo dedicasse qualche momento della propria vita in famiglia, con gli amici, a scuola, a riflettere su cosa fare dopo, ma rifletterci seriamente, perché la decisione di adesso poi si ripercuoterà su tutta la vostra vita futura. Un corso di laurea, mediamente un corso di laurea lo chiamiamo triennale, che è il primo corso di laurea, quello che la maggior parte dei corsi di laurea è strutturato in 3 anni. Quindi 3 anni dedicati a una formazione, poi avranno effetto su tutti gli altri 40 anni di lavoro che vi aspettano. Quindi è un momento che forse merita un attimo di attenzione. Studiare o non studiare? Appunto, quello che volevo dire, immaginatevi la vita dell'università non come una prosecuzione della vita scolastica. Quello che fate a scuola sono 10 materie diverse, ci sarà quella che vi appassiona, c'era anche prima nella slide del gioco, ci saranno materie le più diverse, ci sarà quella che vi appassiona, quella che vi interessa meno. O forse quella con cui non avete mai fatto amicizia, che però magari ha qualche cosa che vi può interessare. Allora dovete immaginare che l'università è un'altra cosa, voi scegliete cosa studiare. Non vi fate fregare dal fatto che andate a vedere gli esami di un corso di laurea e dite no, c'è quella che non mi piace, allora non lo faccio. Questo sarebbe un errore. Voi dovete immaginare l'insieme delle materie che costituiscono un corso di laurea. Però in realtà quello che andate a studiare è quello che volete veramente studiare, è quello su cui vi volete formare. E sarà uno studio completamente diverso. Non avrete 10 materie tutte insieme che vi portate indietro dalle elementari sino alla quinta superiore, ma le studierete una per volta e ognuno sarà la base su cui studiare l'esame successivo. Quindi è proprio un'altra dimensione. E studiate per voi, non studiate per l'interrogazione, non studiate per dare l'esame, perché in realtà lo state facendo per voi, perché sarete gli unici a cui dovete rendere veramente conto. Senza contare che poi, e questo rispondo anche all'altra domanda, non per fare pubblicità all'università, ma è un mondo che merita di essere vissuto. La vita universitaria è una vita che è formativa non solo perché andate lì, seguite la lezione, studiate sul libro e date l'esame. Paola, mi collego a questo, tra l'altro Paola Rapelli, delegata al rettorale e orientamento UNIS. In realtà l'università è anche un bel mondo perché c'è un punto molto interessante che in realtà accomuna tutte le università, ma su questa è una domanda che farò entrambe, ma parto da te Paola. Internazionalizzazione in entrata e in uscita. No? Abbiamo le università sarde che su questo hanno molti punti di forza. Proviamo a raccontare ad uno studente alla quinta superiore che cosa vuol dire, magari vivere anche in un contesto dove si ha la possibilità di vedere e studiare con tanti studenti, ma anche la possibilità di andare a studiare dove ci sono studenti stranieri in altri paesi. L'Università di Sassari su questo? L'Università di Sassari su questo è tra le prime in Italia, nel senso che i nostri studenti hanno l'opportunità, se sono studenti che seguono, che danno esami, eccetera, di fare addirittura un anno su 3
all'estero. Questo cosa vuol dire? Che voi iscrivendovi all'Università di Sassari, ma questo vale anche per l'Università di Cagliari, potete immaginare un percorso di 3 anni, ma nell'arco dei quali voi potete scegliere di svolgere una parte della vostra formazione all'estero, in Spagna, in Francia, a Praga, dove... Paola, se non ho i soldi? Ci sono le borse di studio. Le borse di studio sono tra le più ricche d'Italia, questo. E siccome è una sorta di volano, noi siamo virtuosi e quindi, essendo virtuosi, abbiamo ogni volta più risorse. Abbiamo veramente la fortuna di poter mandare tanti ragazzi. Ci sono ragazzi che si sono trasferiti a Sassari per avere l'opportunità di andare a fare il periodo all'estero. Questa è una bellissima notizia, c'è una persona che è di Sassari che vede in una facoltà sarda la possibilità di avere una borsa di studio per andare all'estero e quindi si iscrive a Sassari per far questo. Grazie Paola, ma poi ritorniamo con te. Valentina Onnis, che stamattina ha fatto un lungo viaggio da Cagliari per recarsi qua di prima mattina, prorettore delegato per orientamento. A te la stessa domanda, anche voi avete tantissimi progetti, partiamo da internazionalizzazione di entrata e uscita, anche con te quali opportunità, quindi Unica Cagliari su questo? Sì, anche da noi ci sono i percorsi con tutte le opportunità Erasmus Globus, corsi di laurea, una decina tra magistrali e triennali con il doppio titolo, ma noi facciamo parte anche dell'alleanza EDUC, che è un'alleanza ormai di 8 università europee, una grande comunità in cui sia gli studenti, ma anche il personale degli atenei, sia il personale amministrativo che i docenti, condividono buone esperienze. Non pensate a dei veri e propri corsi di studio. In realtà gli studenti possono seguire anche dei veri e propri corsi di studio, ma sono momenti, lo diceva la rappresentante di Union Camere, in cui ci sono dei momenti formativi tra gli studenti di questi 8 atenei che riguardano proprio le competenze trasversali, ossia per entrare nel vivo, imparare a affrontare un problema che ha bisogno nella realtà del lavoro di competenze molto diverse. E anche se noi siamo i primi a darvi dei cataloghi di corsi di studio, di insegnamenti, eccetera, eccetera, in realtà in tutti quei percorsi di studio si vedono e si insegna agli studenti a affrontare i problemi della vita confrontandosi con altri professionisti. Valentina. Cioè il laureato in medicina, la ragazza che vuole studiare medicina, si potrà confrontare a seconda del suo percorso tranquillamente con laureato in ingegneria o, perché no, in giurisprudenza. E abbiamo avuto degli ottimi esempi di ragazzi di paesi diversi e con percorsi di studio diversi che hanno lavorato insieme proficuamente. Questo come palestra, intanto per costruire il nostro paese visto come Unione Europea e per incominciare a lavorare sulle professioni del futuro. Vi si è chiesto cosa volete fare da grande, ma la risposta che potreste dare è non lo so, perché non conosco neanche quali saranno le professioni del futuro. A proposito di medicina, pensavo già solo cos'era. Chi è che conosce l'intelligenza artificiale? ChatGPT, c'è una nuova cosa della quale si parla in questi giorni. Presumibilmente nei prossimi 5 anni noi ci collegheremo a internet e diremo ho la tosse secca, grassa, cioè ci sarà l'intelligenza artificiale che farà uno screening sanitario
potenzialmente per cercare di ottimizzare i flussi negli ospedali, nei medici di base, e questo non sarà fra 50 anni, in realtà cioè, è già prossimo, mettiamola così. Le università di Cagliari e Sassari hanno vinto anche e vincono e continuano a vincere anche molti premi. Proprio l'articolo avanti ieri di Unica, una ricercatrice tra le principali in Europa, ha vinto un premio. Quindi possiamo anche dire che le due università riescono a sfornare anche giganti, poi parleremo di altri giganti, e questo è un dato. Però ti voglio chiedere una domanda secondo me molto tecnica, ma perché vi stiamo facendo queste domande? Perché i corsi li vedete online, non è necessario elencarvi tutte le opportunità che ci hanno le università, però ad esempio con te abbiamo parlato di questo, no? La differenza tra le lauree professionalizzanti e le lauree triennali. È giusto che un ragazzo o una ragazza di 18 anni sappia questa differenza, perché la prossimità e la potenzialità e la possibilità di entrare nel mondo del lavoro dipende anche magari da quale tipologia di laurea si sceglie. La differenza tra questi due percorsi? Io la farei al pubblico questa domanda. Potrei attivare slide o la domanda in diretta, ma in realtà conoscete la differenza? Aspetta che faccio anche il... Stefano. Rischi di vincere un pranzo, vai. Ad esempio infermieristica è una laurea professionalizzante perché comunque durante gli studi tu fai svariate ore di tirocinio, cioè durante tutto il percorso di studi in ospedale per esempio, e quello ti indirizza ovviamente verso la professione perché lo fai, cioè lo studi e nel mentre lo fai anche, quindi è un vero e proprio tirocinio. Invece una laurea triennale, ad esempio mediazione linguistica, non fai durante tutto il percorso, ad esempio il traduttore, cioè lo fai dopo, ma... Qualche altro esempio fuori dalle professioni sanitarie? Qualcuno lo conosce? Ecco, perché l'elemento è proprio questo, cioè diciamo che c'è una grande differenza, ahimè questa differenza esiste anche in percorsi non sanitari, lasciatemi passare il termine, e questa è la cosa importante, perché in effetti la classificazione che hai fatto tu è quella più o meno che tutti conosciamo. In realtà questa definizione, questa differenza accade anche in corsi di tipo non sanitario. Sì, diciamo che c'è un bisticcio di termini, perché lauree triennali sono tutte lauree triennali perché hanno un percorso di 3 anni. Qual è la differenza? Che una laurea triennale classica ha come proseguimento naturale una laurea magistrale biennale e quindi porta alla formazione di professionisti che si iscrivono ad esempio agli albi professionali sezione A e sezione B, junior e senior. Fuori dalle professioni sanitarie ci sono altre lauree professionalizzanti che vengono indicate con la sigla LP e che non hanno niente a che fare con le lauree sanitarie e in realtà sono chiamate più che lauree professionalizzanti percorsi per l'orientamento professionale. E sono i fratelli o i cugini dell'ITS, che dalle vostre risposte sono un'entità non ben conosciuta. Allora io vi faccio un esempio di due lauree professionalizzanti che non hanno nessun rapporto con le lauree sanitarie e sono le lauree professionalizzanti in tecniche per l'edilizia e il territorio, che sono rivolte a periti edili e a geometri e che non hanno come proseguimento una laurea magistrale di tipo ingegneristico o di altro tipo, ma proprio l'entrata nel mondo del lavoro e l'iscrizione al collegio dei geometri laureati. Idem la novità per l'anno accademico prossimo, che sono tecnologie industriali per la transizione energetica e digitale. Ritorniamo a un argomento di cui abbiamo appena parlato. Anche qui non si tratta di ingegneri,
ma si tratta di figure professionali che lavoreranno a stretto contatto con ingegneri e altri professionisti. Anche qui c'è una grossa parte, ci sono ben 1200 ore di tirocinio non in ambito universitario. L'università ha stipulato ben 50 convenzioni con aziende o enti territoriali. Valentina, andiamo dai fratelli a questo punto, no? Una grande responsabilità Ottavio Sanna, perché? Perché in realtà dovrà parlare a una platea abbastanza ampia di un qualcosa che pochi conoscono. Infatti in realtà mi aspettavo quella risposta, però è uno strumento comunque molto interessante, quindi la domanda per Ottavio è: quanti, quali, dove, durata dei percorsi, con un flash. Quindi quanti sono in Sardegna gli ITS? Allora, gli ITS sono 5 ITS che rappresentano buona parte delle aree tematiche di azione appunto degli istituti tecnologici superiori, perché con la nuova legge appunto ci siamo trasformati in ITS Academy. E questi ITS hanno l'obiettivo appunto di sviluppare attività di specializzazione in Sardegna. A livello nazionale ci sono 128 ITS, questo è un dato importante. Il dato importante è anche quello che è emerso, che non c'è una conoscenza vera e propria degli ITS, sia in Sardegna ma soprattutto anche a livello nazionale, perché gli ITS non nascono ieri ma sono nati nel 2010. In Sardegna il primo ITS che è nato è quello appunto di efficientamento energetico che ha sede a Macomer. Successivamente l'ITS Mosos che ha sede a Cagliari e si occupa di mobilità sostenibile, quindi mobilità passeggeri, mobilità appunto anche dal punto di vista sia per terra e sia navale che anche aerea, quindi alta specializzazione appunto dei percorsi. Poi c'è l'ITS Tax, che è quello che io rappresento, che si occupa delle nuove tecnologie per il Made in Italy, ma soprattutto si occupa del settore della filiera agroalimentare, quindi produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Il quarto ITS è quello che abbiamo ad Olbia ed è l'ITS Turismo e Valorizzazione dei Beni Culturali, e in questo caso si occupa anche della riqualificazione dei beni architettonici e storici del nostro patrimonio regionale. E il quinto, nato appunto nel 2020, è l'ITS Novitas, che si occupa di promozione e produzione nella gestione dei software sia nell'informazione e nella comunicazione, che ha sede a Tortolì. Quindi il territorio della Sardegna dal punto di vista dell'ITS è ben rappresentato, perché possiamo svolgere tutta una serie di azioni formative di alta formazione post diploma, specialistica e specializzata. È uno strumento interessante perché in realtà la sua natura è interessante, cioè nasce dal coinvolgimento di aziende e di vari, diciamo, stakeholder, compresa anche l'università tra l'altro. Assolutamente sì, perché nella maggior parte degli ITS, per esempio parlo del nostro, l'università è parte integrante del nostro percorso, perché il nostro obiettivo è quello di dare specializzazione ai nostri ragazzi. E faccio un esempio: nel mio caso il percorso che stiamo facendo a Oristano sull'enologia, abbiamo buona parte dei ragazzi che, finito la specializzazione di tecnico superiore per la gestione delle produzioni enologiche, andrà poi alla laurea triennale, vorrà svolgere la laurea triennale per diventare enologo, quindi c'è una unione su questo. Ma l'altro importante ragionamento che noi facciamo all'interno dell'ITS è questo: che i nostri docenti sono prevalentemente imprenditori, sono professionisti, appunto rappresentanti di aziende, e sono anche docenti universitari, quindi c'è una continuità anche col mondo universitario. Tra l'altro anche in termini di riconoscimento istituzionale, non vorrei sbagliare, ma la normativa europea sta portando gli ITS ad avere lo stesso riconoscimento, forse Q6 come una triennale. Allora, esatto, noi abbiamo visto, rispondo anche alla durata dei percorsi.
Noi abbiamo percorsi biennali che hanno una durata di 1800 ore, 2000 ore e poi il percorso triennale. Nella riforma appunto di ITS Academy il percorso triennale è equiparato alla laurea triennale. Quindi già il Ministero della Pubblica Istruzione ha fatto un passo in avanti, è diventata legge e quindi ci dà questo tipo di riconoscimento. E in alcuni percorsi formativi appunto della nuova programmazione molte attività molte unità formative, ovviamente fatte dai docenti universitari, vengono poi riconosciute successivamente per un ingresso appunto all'università. Okay, quindi diciamo un percorso un po' più pratico. Ora è un po' più chiaro che cosa sono gli ITS? Più o meno? Sì. Magari faccio, Stefano, un ultimo passaggio, perché il passaggio importante è qual è? Che su 1800 ore di formazione 1000 ore vengono svolte in attività di didattica e di laboratorio, 800 vengono svolte presso le aziende, quindi ha un'opportunità il ragazzo di formarsi ma allo stesso tempo di apprendere direttamente l'attività in azienda. Okay. E con il percorso anche dell'apprendistato duale al secondo anno hanno anche l'opportunità di formarsi e di lavorare, di avere un contratto di lavoro direttamente dall'azienda. Okay. E questo è un valore aggiunto che penso che altre... Grazie Ottavio. Prego. Ritorniamo all'università in realtà. Abbiamo Anna Cozza che prego di iniziare a collegarsi ma che chiameremo in causa tra non molto, Pier Andrea Serra dell'Università di Sassari, prorettore con delega all'orientamento. Alla terza missione, e in realtà anche questa è una domanda molto interessante, no? La terza missione, quindi abbiamo l'università che in sostanza si apre alla società civile. A te chiederei, andiamo un po' sul generale, poi chiamiamo in causa magari qualcuno anche degli uffici, poi appunto faremo anche qualche domanda ad Anna. PNRR, ne abbiamo parlato al telefono l'altro giorno, l'università quindi si apre al territorio e sfrutta anche le opportunità per creare valore nei territori. Quindi a te questa domanda, l'Università di Sassari su questo che cosa sta facendo e come si sta muovendo? Prego. Allora, grazie Stefano anche per questa opportunità di incontrare quelle che la Commissione chiama Next Generations. Ed è strano che noi che siamo vecchi ormai dobbiamo pensare il futuro per voi. La prima notizia è che il futuro è vostro e il futuro dovete iniziare a pensarlo voi. Noi possiamo darvi solo delle opportunità all'interno delle quali realizzare i vostri talenti. Voi avete tante idee e soprattutto dovete decidere al più presto dove realizzare il vostro futuro, come realizzarlo e su che talenti investire per il vostro futuro. Da questo punto di vista il PNRR, che sentirete spesso anche in TV, è un'opportunità unica. Noi abbiamo un grosso progetto anche con l'Università di Cagliari che è un ecosistema per l'innovazione. Proprio in questi giorni stiamo reclutando più di 200 giovani tra ricercatori e dottorandi che si riverseranno sul territorio e sulle aziende, perché sono figure di ricercatori e dottorandi industriali che cercheranno di animare e per certi ambiti rianimare il territorio. Quindi nasce un po' l'idea di quella che è la terza missione dell'università. C'è la ricerca, c'è la didattica, ma c'è anche un'attenzione costante al territorio. Il territorio è il mondo che c'è fuori dalla scuola, dall'università, il mondo del lavoro, nel contesto del quale noi, ma soprattutto voi, un domani dovrete trascorrere gran parte del vostro tempo. Quindi l'idea che cos'è? In questo progetto da 150 milioni di euro, che è un ecosistema per l'innovazione, fortemente voluto nel nostro caso dal magnifico rettore di UNIS che ha presentato il progetto al Ministero, è un'opportunità unica anche per realizzare quelle transazioni, come diceva Stefano, che sono un po' dei concetti di base. Transazione digitale, tutti avete il cellulare e quanti di voi in realtà sanno quella tecnologia che c'è dentro il cellulare? Chi lo sa, non dico progettare ma almeno programmare. Transizione ecologica, cosa vuol dire? Si parte banalmente dal differenziare i residui delle nostre attività, spegnere magari la luce, sostituire una lampadina, ma in modo molto anche più pesante progettare magari una nuova tecnologia di mobilità sostenibile. E quindi serve conoscenza.
Al di là di tutto, quello che posso dirvi io è che il mondo è cambiato da quando io ero, a vostra età vi invidio, soprattutto perché è stato un periodo meraviglioso. Io ai tempi ho scelto di fare il medico, sono diciamo laureato in medicina, io sono un ricercatore, però il mondo è cambiato rispetto ad allora. Ci sono tante possibilità nuove e soprattutto è richiesto delle conoscenze che chiamiamo trasversali, no? Che tutti dobbiamo acquisire. L'inglese, qualcuno sembra banale, studia le lingue. Le lingue servono perché nel mio laboratorio vengono ragazzi da tutta Europa. Nel mio laboratorio sono costretto a parlare in inglese perché non solo i miei non mi capiscono, ma chi viene dall'Irlanda, chi viene dall'est europeo, chi viene anche dagli Stati Uniti, non ha la possibilità di capire cosa stiamo facendo. Però per voi che entrate in questo mondo è uno stimolo per parlare con dei vostri coetanei e per scambiare esperienze, andare fuori ugualmente. Per cui qual è l'idea? Iniziate questa scommessa il prima possibile, perché tutte le risorse le avete dentro di voi, noi siamo qua semplicemente per darvi la possibilità di declinarle nel modo migliore possibile per il vostro futuro. Decidete che cosa volete fare e soprattutto la sfida accettatela, nel senso non abbiate paura. Quando prima Stefano diceva studiare o non studiare, secondo me non esiste nella vita il non studiare. Chiunque faccia un percorso, saldatore professionale, ma anche in agricoltura, chi diventerà neurochirurgo, chi si impegnerà nelle forze armate, deve sempre riaggiornare la propria professionalità, perché il mondo cambia attorno e noi non possiamo rimanere fermi. Anche voi cambiate i cellulari, immaginate i cellulari di 10 anni fa. Questo è aggiornarci. Aggiornarci significa avere la mente sempre fluida e capace di apprendere nuove cose. Ecco, se dovessi darvi un'indicazione per esperienza, ma anche per acquisite un metodo per aggiornare, cioè l'aggiornamento, la transazione deve essere un pezzo del vostro modo di vivere e quindi acquisite il metodo per cercare di ottenere il massimo dal vostro tempo, perché anche il tempo è una risorsa. Grazie mille, grazie mille. Ma rimaniamo su job placement, quindi terza missione, parliamo con la società civile, ma abbiamo con noi anche Anna, grazie di essere con noi, con Matteo tra l'altro, con il quale in queste settimane ci siamo sentiti tantissimo. Potete dare regia anche le slide con me? Perché a questo punto abbiamo anche qualche domanda. Che cos'è la terza missione l'abbiamo capito, ma qual è in concreto, o meglio magari Anna, dal tuo punto di vista cos'è la terza missione e qual è in concreto l'attività di un ufficio di orientamento al lavoro? Raccontaci la vostra esperienza da parte di chi vive tutti i giorni gli uffici e riceve gli studenti. A te la parola. Sì, grazie. Intanto buongiorno dall'ufficio Job Placement dell'Università di Cagliari. Siamo molto contenti di essere qui insieme a voi anche se a distanza. Sì, quello che voglio dire è appunto che l'orientamento al lavoro fa parte, rientra in quella che è appunto definita la terza missione, ma soprattutto appunto una cosa molto importante che i ragazzi devono avere bene in mente fin d'ora è che l'orientamento è un qualcosa che li accompagnerà per tutta la vita. Cioè si parla da tanti anni di formazione, formazione permanente, formazione per tutta la vita. Anche l'orientamento e la capacità di auto-orientarsi nel mondo del lavoro è una competenza proprio che bisogna acquisire e sviluppare prima possibile, perché poi vi accompagnerà appunto negli anni. Questo perché adesso appunto si parlava prima della scelta del vostro futuro, ora che terminate gli studi delle scuole superiori. Molti ho visto pensano appunto di iscriversi all'università, devono scegliere il corso di studio universitario, oppure c'è chi già pensa di andare appunto di inserirsi subito nel mondo del lavoro. Dopodiché, terminata l'università, il problema o comunque il pensiero principale, l'obiettivo sarà effettivamente quello di inserirsi nel mondo del lavoro, ma non sarà un unico passaggio, come poteva essere per esempio per le generazioni precedenti, in cui si trovava il lavoro, era quello. Si iniziava appunto un percorso lavorativo e quello era poi diciamo, per tutta la vita. Difficilmente, appunto, a meno di imprevisti, si cambiava poi il lavoro. Adesso si calcola che le nuove generazioni, quindi anche voi, che vi inserirete nel giro di pochi anni nel mondo del lavoro, dovrete affrontare da 7 a 10 transizioni appunto lavorative, per cui il primo lavoro difficilmente poi sarà l'ultimo. Si passerà da un tipo di lavoro dipendente ad un altro o da lavoro dipendente a lavoro
connessione di Anna è instabile, ma abbiamo capito. Io vi racconto una piccola storia breve. A 18 anni, alla vostra età, quindi ho detto voglio fare il commercialista e mi sono iscritto presso una facoltà di economia. Ho studiato 4 anni, laurea magistrale, un professore mi chiama per fare il tirocinio, dopo 15 giorni dico ma professor Ruggeri, che tra l'altro colgo l'occasione di salutare, ma è possibile che uno studi così tanto per poi tenere le contabilità magari alle piccole realtà locali? Io voglio fare altro. Quindi dopo 15, cioè io ho studiato 4 anni per poi cambiare completamente. Ho iniziato a seguire aziende, mi sono divertito a seguire aziende e poi ho detto la progettazione europea. Ho fatto un master, ho vinto un premio e sono andato nell'Est Europa. Mi occupavo per la Commissione europea di far entrare i paesi dell'Est Europa in Europa. Un ministro di un paese dell'est mi chiama per offrirmi un'opportunità, io dico no, voglio fare altro. Vado a Bruxelles, continuo a occuparmi di queste cose, ma seguo sempre aziende. Faccio il consulente, dopo 2 anni, a 30 anni divento direttore generale di un'azienda con 260 dipendenti. Non mi divertivo più perché ero sempre io che davo delle cose e mi sono licenziato. Ho vinto un premio per andare a studiare in Silicon Valley, negli Stati Uniti. Progetto la ricerca di un mondo diverso con schemi, diciamo, di finanza etica lontani dai modelli consumistici. Quindi Greta aveva probabilmente 4 anni, io iniziavo a pensare che un mondo diverso era necessario. Oggi lo dice anche la finanza. Sole 24 ore, Banca Centrale francese, domenica, 93 anni il presidente, la finanza nel mondo ha fallito. Però ahimè è un mondo nel quale ci siamo dentro. Finisco quell'esperienza, ritorno qua, siccome pedalavo un po', faccio il giro del mondo in bicicletta alla ricerca di storie e stili di vita sostenibili, incontro la Commissione Europea, fondi di investimento, vado a parlare alla Columbia University ed ecco l'inglese, no? I miei figli hanno 3-5 anni e parlano inglese e italiano, fortuna loro, perché a casa guardiamo solo TV in inglese. Ecco, io stamattina riflettevo mentre venivo in macchina, ormai cioè, anche le canzoni in inglese, che in realtà cioè, tu le canticchi ma non sai bene che cosa dicono, cioè ormai capisco bene tutto. E oggi ho pensato, cioè, grazie alla TV, cioè grazie al fatto che io guardo la TV. Vado oltre, ritorno qua. 1 anno e mezzo fa ho fatto, nonostante mi sia laureata a Sassari, un executive a Cambridge, e ora ho una laurea praticamente su Cambridge in Circular Economy e Sustainability, bla 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 bla, e mi chiamano le aziende solo per quell'executive che ho su LinkedIn. Cioè mi chiamano le aziende e mi dicono abbiamo visto su LinkedIn che hai questo titolo, vuoi applicare per essere senior manager nella nostra azienda? 5 mesi fa ho detto di no. Perché? Primo link, nome, cognome, ok, vabbè, un'azienda molto grossa, la più grossa in Italia. Primo link, prima pagina, nome e cognome. Seconda pagina, che colore preferisci? No, non ho accettato la mia candidatura. Mi hanno richiamato il mese scorso. Mi hanno detto Stefano, per favore, ma vuoi applicare a questa posizione? Io ho detto no, è troppo noiosa questa candidatura. Vabbè, guarda che c'è il flag sotto, che se colleghi la tua posizione LinkedIn prendiamo direttamente tutti i dati. Ecco, ora mi hanno chiamato per lavorare, cioè capite bene che voi avete delle opportunità che sono pazzesche. Nel breve periodo c'è la laurea in medicina, ma potenzialmente potreste fare qualsiasi cosa. Ed ecco perché, ripeto, ci tengo a far sì che queste 2 ore per voi possano essere utili, ma ritorniamo sulla terra e siamo sempre sull'Università di Sassari e chiediamo una cosa. Abbiamo con noi Maria Grazia Spano, ma se uno studente di Sassari viene nei tuoi uffici, 1, che cosa ti chiede, 2, che servizi potete dare? Soprattutto perché ho visto una differenza nel sito, l'Università di Sassari apre l'ufficio terza missione anche ai diplomati, cosa che invece ho chiesto su Cagliari e probabilmente questo non c'è. A te la parola e grazie di essere così improvvisamente grazie con noi. Voi. Tra l'altro ho visto stamattina diversi ragazzi che ho già incontrato in alcune scuole perché abbiamo riniziato a settembre a fare attività di orientamento al lavoro anche negli istituti secondari superiori e quindi qualcuno di loro l'ho incontrato e è venuto a salutarmi.
Allora, noi più che mai abbiamo cambiato da poco anche nome dell'ufficio e ci chiamiamo Ufficio Terza Missione e Territorio, all'interno del quale c'è il servizio placement, e siamo veramente un ateneo, ma un servizio fortemente orientato al territorio. Tant'è vero che oltre al nostro target normale, diciamo, che sono i laureati, abbiamo anche come target i diplomati, quindi gli stessi servizi precisi identici che offriamo ai laureati li offriamo a costo zero anche ai diplomati. Quindi sostanzialmente Quindi che molti cosa ti di potrebbero loro- chiedere? Loro vengono nell'ufficio per essere aiutati per fare il curriculum, la lettera di presentazione, per definire il proprio obiettivo professionale. Voglio lavorare in un'azienda, vediamo quali sono le competenze che possiedono e quelle che gli mancano, e lavoriamo insieme sulle competenze che gli mancano per raggiungere il loro obiettivo professionale. Li aiutiamo a trovare un'azienda all'interno del quale fare un tirocinio, uno stage, che sono retribuiti. Quindi già da oggi. Anche per i diplomati, assolutamente sì. E anzi, quest'anno ti dico che abbiamo fatto tantissimi recruiting con aziende del territorio e siamo riusciti a collocare 100 ragazzi, la maggior parte laureati, con contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato. Quindi c'è proprio questo rapporto molto molto forte con le aziende del territorio e tante possibilità per loro. Cioè di 130 tirocini l'anno scorso che abbiamo fatto, vi dico che il 50% era a favore di diplomati. Quindi poi si crea proprio un legame con loro, quindi sappiamo anche cosa fanno successivamente, se l'azienda li ha collocati, oppure se magari nel frattempo non avevano l'idea di iscriversi all'università e poi gli è venuta invece questa voglia. Okay. Se quel percorso di tirocinio, che io gli consiglio assolutamente di fare, perché è fortemente illuminante, nel senso che magari possono capire che quella è la loro strada e continuare su quel percorso, oppure a fine del tirocinio possono anche rendersi conto che quel tipo di attività non è nelle loro corde, cioè che non hanno le caratteristiche per farlo, quindi è sempre positiva fare questa esperienza. Quindi noi come Ateneo la consigliamo molto. Ok, quindi vi daremo poi il numero di telefono personale, Ok. scherzo. Va bene. Grazie mille. Un applauso a questo punto ai nostri relatori che ci hanno preceduti, ma continuiamo, perché tra l'altro abbiamo un Giovanni Conti. Abbiamo un Giovanni Conti. Allora, un'altra domanda invece, anche per alzata di mano facilmente. Chi di voi invece vorrebbe magari o sta già pensando a creare un'impresa o a creare una propria idea e sviluppare una sua startup, come vengono chiamate oggi? Ok, interessante. Allora, con noi abbiamo Giovanni Conti. Giovanni, ti do questo microfono, non ti bere il mio caffè che è qua. Allora, Giovanni, tra l'altro, ha una storia secondo me molto bella. Uno studente di Sassari, con un team che fanno un brevetto che nasce all'università, fa una startup, nel bene e nel male in realtà ci incrociamo in una mia scuola per 2 volte, ma nel frattempo fanno tanta altra strada. Poi grazie ad Aspal, in realtà col progetto Talent Up, Giovanni vola negli Stati Uniti, quindi una grande opportunità, ma per poi ritornare in Sardegna, continuare con determinazione con il loro gruppo, e oggi una startup che si chiama Relicta, che ha appena chiuso un round di investimento da 500.000 euro? Sì. Da 500.000 euro. Quindi Giovanni, raccontaci che cosa fa Relicta. Un applauso a Giovanni, glielo facciamo. Grazie. Relicta è una startup che è nata all'interno del Contamination Lab dell'Università di Sassari. Il Contamination Lab è un programma, lo sanno, ne avete già parlato? No. Scusate il ritardo, io sono arrivato dopo. Comunque all'interno del Contamination Lab ci siamo conosciuti come team. L'idea nasce da un mio collega che ha studiato chimica, ha un dottorato in chimica e ha inventato e brevettato un materiale che è una bioplastica che si può ricavare dagli scarti del pesce. La bioplastica, a vederla sembra un film di plastica normale, è trasparente, inodore, ma ha la qualità di essere idrosolubile. Si scioglie istantaneamente in acqua calda
e in acqua fredda, e abbiamo testato in acqua di mare, impiega circa 20 giorni. Per spiegarvelo meglio, perché di solito le slide faccio sempre vedere le foto del materiale, immaginate la pellicola che avvolge le 6 bottiglie d'acqua quando andate al supermercato. Ecco, il materiale è molto simile a quello. Dunque, raccontaci anche un po', perché come l'ho raccontata io sembra tutto bello e positivo, è il mondo felice, no? Invece in realtà quando si intraprende un percorso imprenditoriale la strada è anche accidentale, no? Raccontaci anche un po' le difficoltà, qual è stata la difficoltà principale nel sviluppare, nell'arrivare a oggi, nell'avere un beta test quasi pronto? La difficoltà maggiore è stata andare avanti il progetto è nato nel 2017 come idea, è nato un po' per gioco, poi grazie a Invitalia sono arrivati i primi fondi che ci hanno permesso di costituire la società nel 2020, quindi 3 anni dopo. E andare avanti fino al 2023 senza avere uno stipendio è stata la difficoltà maggiore. Siamo riusciti ad integrarci, a non aver mai avuto dei conflitti interni, perché non ce la siamo mai presa, nel senso che se io facevo questo lavoro tu lo dovevi fare uguale, ma chi poteva faceva più lavoro degli altri e chi stava lavorando in altre strutture, in altre aziende, non ce la siamo mai presa con gli altri. La forza del gruppo ha permesso di poter andare avanti fino al 2023. Una cosa che non abbiamo mai detto è che noi ci eravamo dati anche una data di scadenza. Ho detto, se entro il giugno 2022, che era la data, poi dopo l'ASPAL degli Stati Uniti, io sono volato anche a Tel Aviv a fare un altro percorso di accelerazione. Ho detto, ok, vediamo se riusciamo a trovare i fondi entro questa data. Se non troviamo niente vuol dire che la nostra idea non ha un riscontro sul mercato. Ci eravamo dati un'altra scadenza al 30 giugno 2022 e prima del 30 giugno 2022 abbiamo trovato gli investitori che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno finanziato l'idea. Il riscontro sul mercato l'abbiamo avuto perché siamo in contatto con una grossa azienda che opera nel campo del salmone e sarebbe interessata a utilizzare il nostro materiale, però non aveva mai voluto investire. Quindi avresti anche un cliente ma non puoi vendergli niente perché non puoi produrre niente. Quindi è stato un incrocio di fattori, siamo stati anche fortunati a conoscere le persone giuste e poi ora veramente possiamo iniziare a lavorare. Un applauso a Giovanni. Abbiamo ancora qualche minuto perché poi appunto ci raggiungeranno degli amici. Avete domande, dubbi, perplessità, curiosità da fare? Io ti chiederei, Monica, un link su queste competenze trasversali, ma rispetto ai dati che stavamo guardando nei giorni precedenti, no? Quali le figure, diciamo, richieste dal mercato rispetto ai dati in vostro possesso? Una piccola panoramica su questo? Non lo so, forse questo non... Vai. Sì. Ora si sente? Sì? Ora si sente. Sì, ora ci arrivo, Stefano. Posso fare io invece una domanda a Giovanni? Sì. Scusa, perché mi aveva... Giovanni, scusa, ma poi ci torniamo, perché così parliamo di dati, però per tornare invece su questo aspetto qui, solo un piccolissimo flash. Ma la lampadina come si è accesa? Cioè, quando tu parli di idea, perché poi noi in realtà stamattina stiamo girando intorno ai talenti, le competenze, così tu sei arrivato un pochino più tardi, ti racconto che abbiamo cominciato la mattinata per dire tirate fuori i talenti, tirate fuori la passione, tirate fuori le vostre competenze, studiatevi e costruitevi un futuro su misura, qualunque esso sia, dipendente, autonomo, imprenditoriale. Poi devi avere l'idea, il guizzo, la marcia in più. Ecco, come vi è scattata? Cioè la curiosità, anche per trasferirla a loro questa vostra passione, questa vostra resilienza. Ok. In realtà è un fatto un po' singolare su come è nata la nostra idea, perché Davide Sanna, il chimico del nostro gruppo,
aveva già sviluppato il materiale, era il suo progetto di dottorato, però lui, pensando da chimico, in quel materiale ci vedeva dei difetti, perché immaginate un materiale che si scioglie in acqua, per un chimico è un materiale che ha difetti, perché è un materiale che non protegge dall'acqua, mentre quando ci siamo incontrati, tutto il team, è nata l'idea di un packaging che sia veramente facile da smaltire. E quindi dove lui ci vedeva un difetto, il resto del team ci ha visto un vantaggio in determinate applicazioni. E quindi da lì siamo andati a vagliare il problema, abbiamo validato il materiale, forse è spento, ok. E niente, da lì abbiamo iniziato. Ok, anche perché poi prima abbiamo detto le competenze trasversali, il lavorare in gruppo, la forza del gruppo, il saper dire io arrivo qui e so questo, perché ognuno è un unicum, dicevamo prima, ma mettersi insieme diventa la grande potenza, il lavorare andando a complementare l'insieme delle cose che si sanno fare, quello che si è, quello che si sa fare, le cose che si conoscono. Allora, questa era una curiosità anche perché tra l'altro abbiamo parlato di sostenibilità, anche dei tanti temi, di rispetto dell'ambiente, di territorio, quindi la vostra è sicuramente un'idea vincente, quindi bocca al lupo e insomma, e bravi per averci creduto fino in fondo, per averci creduto anche in un periodo storico molto complicato, come quello della pandemia, perché non dobbiamo dimenticare. È molto interessante il loro esempio, secondo me è bello che siano qua perché c'è l'università, ci sono dei percorsi universitari, poi ripeto questo termine startup usato, abusato, che odio, dove sembra tutto facile ma facile non è, e invece la loro storia è la storia di persone che ci hanno creduto, ma dentro ci sono le competenze di un ricercatore universitario ed ecco, non mi ricordo chi l'ha detto prima, la necessità di studiare, di approfondire delle tematiche, un gruppo dove tutti insieme ognuno fa un pezzo. Mariangela che dice no, io devo approfondire il marketing, si laurea in economia e va a fare un altro corso, e ognuno la farmacia, il fatto di avere 5 persone con 5 competenze completamente diverse, ma molto complementari, e dopo tanto in realtà si è arrivati ad avere un qualcosa che però deve trovare un mercato. E questa è la cosa più difficile. Ed è la frase che lui ha detto, si produce ciò che il mercato chiede, che poi insomma è una delle regole che insomma si insegna per fare impresa, cioè non è che produciamo beni o vendiamo servizi se il mercato non li chiede, quindi riuscire ad incrociare sempre i bisogni del mercato. Fatemi dire una cosa, lato aziende ma anche lato vostro. Per capirci, ieri sera ero in macchina e mi chiama il responsabile di risorse umane di Fratelli Pinna, Formaggi Pinna, che è comunque un'azienda che fattura forse 60 milioni di euro, ha circa 260 dipendenti, e lui mi ha detto Stefano, allora mi serve questa figura, mi serve un energy manager. Perché? Perché loro sono un'azienda energivora e in questo momento il costo dell'energia praticamente assorbe gran parte dei costi aziendali. Conosci qualcuno? Cioè nel senso, questo è un piccolo esempio, mi ha chiesto anche tutta un'altra serie di altre figure, per capire che il vero problema non è il lavoro, cioè il lavoro c'è, sono le competenze che mancano, ed ecco che secondo me questo momento per voi è importante, con le istituzioni e i soggetti che si occupano hanno una grande responsabilità di formarvi nel pensare medicina. Ok, magari inizio qua, ma magari parlo l'inglese e poi faccio una specializzazione a Londra o da qualche altra parte e magari la faccio anche online. Io ho studiato online, ho 2 bambine, lavoro, la notte entravo quando mettevo a letto le bambine e mi seguivo le lezioni e davo gli esami. E l'ho fatto da casa, quindi anche, abbiamo grandi opportunità. Sì, a proposito, quando ho cominciato, c'è qualche domanda? Ah, ok, scusate. Datemi il gelato. Ma giusto per la... Vai. Eccoci, sì. Una domanda per Giovanni e anche Stefano, visto che ci siamo. I vostri studi superiori
quali sono stati, se volete, e quale peso hanno avuto gli studi superiori e come avete scelto dopo l'università? È chiara? La domanda è chiara? Sì, se vuoi ti rispondo io. Allora, esempio la mia storia, no? Io fino alla quarta superiore non studiavo. Ritenevo la scuola abbastanza noiosa. A 9 anni dicevo a mia mamma, e mia mamma non sapeva cosa rispondermi, dicevo: mamma, ma perché i banchi nelle scuole sono messi in questo modo? Non favoriscono l'apprendimento. Mio padre è un operaio, mia mamma lavorava in un negozio di abbigliamento, mi guardava e non mi sapeva rispondere. Io però avevo ben chiaro quello che volevo fare. Ad oggi, faccio un salto ad oggi, ieri ho fatto una call con l'università australiana perché sto portando avanti una startup sull'e-learning. Le curve di apprendimento di questa azienda le sto studiando con una designer di corsi di apprendimento australiani per mettere i nostri corsi presso le facoltà australiane. Perché in Australia c'è una differenza dall'Italia, praticamente io faccio un corso, me lo riconosce il ministero e chi usa quel corso mi paga. Ecco, io sono partito dai ragionieri, quarta superiore, il minimo indispensabile, facevo motocross, triathlon, poi ho detto in quinta inizio a stare attento. Cosa voglio fare? Economia. Su questo avevo le idee molto chiare. Poi in realtà volevo studiare alla London School of Economy, ma non ho trovato i soldi. Andai in via Roma a Sassari a Bancassella per chiedere un prestito e mio padre mi disse: ma che prestito vuoi chiedere? Allora ho detto: vabbè, comunque mi laureo. E anche qua le opportunità per gli studenti. Sapete che ci sono delle borse di studio gratuite? Vi faccio una Fulbright che io quando avevo 20 anni sognavo, che ora vengo chiamato da chi organizza queste corsi e mi dice: Stefano, hai dei ragazzi che vogliono partecipare a una borsa da $30.000 per andare a studiare in America? Cioè, ci sono tutta una serie di opportunità in realtà che basta solo, essere curiosi. Io cercavo, quando ancora la rete era di prossimità, queste opportunità e non ho pagato. Io non ho pagato per andare in America, non ho pagato per studiare l'executive in sustainability, non ho pagato per andare, tutto, eppure il mio quoziente intellettivo penso sia abbastanza normale. Però una cosa è certa, mia mamma non sa ancora che lavoro faccio, ho anche una cattedra alla Link Campus University in Business Model for Sustainability, in un corso internazionale in inglese, ma a mia moglie dico sempre: magari un giorno finirò a fare cappuccini a Città del Capo, perché io vivevo a Città del Capo in Sudafrica. Una cosa è certa, cercherò di fare i cappuccini migliori del mondo. E questo per dire che secondo me l'importante non sono tanto le competenze, ma l'approccio e le attitudini che abbiamo ad approcciare il mondo. Perché se io, vi faccio un esempio, questo mica è il mio lavoro. Il mio lavoro, io seguo 350 start-up per la Commissione europea, per un programma europeo. Questo è il lavoro per il quale io vengo pagato. Poi mi hanno chiamato per organizzare questo convegno. Potevo chiamare 8 relatori, farmi mandare le slide. Invece stamattina mi sono detto alle 4, ho acceso il computer, mi sono ripassato tutto per cercare di far sì che questo momento possa essere utile per voi. Ecco, la cosa che vi voglio dire per cercare di rispondere alla tua domanda è: cerchiamo di dare il meglio in tutto quello che facciamo, a prescindere che io faccia un cappuccino o sia il medico che studia a Stanford. E secondo me nella vita tutto ritorna. Io sono pieno di lavoro, dico no. Quest'anno ho detto a mia moglie: io voglio lavorare meno. E continuano a offrirmi delle cose, perché ci metto passione. E in tutto quello che faccio, tra l'altro, non uso niente di quello che ho imparato in Silicon Valley, uso il buon senso. Quindi, ripeto, per cercare di rispondere e per cercare di stimolare anche voi, mi appassiono a quello che faccio, questo sì. E quindi, indirettamente, poi, questa cosa crea valore. Non so, Giovanni, conosco la sua storia, ma... Sulle scuole superiori siamo colleghi, ho fatto ragionieri anch'io, però era un disastro. Ho perso anche un anno. Poi all'università, però mi piaceva molto l'economia aziendale, quella era l'unica materia dove andavo bene e perciò ho continuato con gli studi in economia. Volevo fare il commercialista come molti dei miei colleghi e poi durante la magistrale avevo fatto un Erasmus trainership in Olanda dove mi occupavo di marketing online, andavamo a cibo per cani e per gatti. È stata una bella esperienza, proprio ho imparato a conoscere il mondo degli annunci online.
di Google AdWords, Google Analytics, cose che mi hanno appassionato molto. Allora da lì ho cominciato a voler portare avanti l'azienda di mio padre, è una piccola azienda che produce torrone, però nel mentre ho partecipato anche al Contamination Lab, dove ho incontrato i membri del team e lì mi sono innamorato di Relicta, e quindi niente, sono finito proprio mi sono catapultato full time sul progetto. Un applauso a Giovanni. Nel frattempo... Stefano, perché quello che dicevi tu prima è vero, il lavoro c'è, e che forse, come diciamo noi a proposito dei dati Excelsior, con i quali avevo cominciato, in realtà poi le imprese non cercano ma non trovano ciò di cui hanno bisogno come profili e competenze. C'è una sorpresa? Io direi di fare un applauso a questi giganti e poi capiamo meglio chi sono. Chi è che conosce la squadra Dinamo Banco di Sardegna? Allora, buongiorno a voi. A questo punto vi prendo la palla al balzo, come si dice, no? Quindi c'è una realtà sassarese che si chiama Dinamo Banco di Sardegna. Nel mondo ormai sono famosi per essere i Giants, per 1001 motivi, perché poi la vita è strana. Ci sono dei Giants che camminano alti sul mondo dell'Europa e poi ci sono dei Giants che stanno seduti ma camminano ugualmente, no? E nel mondo e fanno delle cose pazzesche. Quindi in realtà chiedo alla Giurino un microfono. E abbiamo Claudio Spano. Ti prendiamo così, cioè, ripeto, palla subito. E a questo punto a questi ragazzi, che sono 240, ne abbiamo circa 1000 online, racconterei 4 minuti della tua vita, perché poi la vita è strana, no? Io dopo posso, mentre vado dalle mie bimbe, mi può accadere qualcosa e magari finisce che la vita è diversa. E uno può fare tante cose, ma può anche prendere la vita, farla propria e continuare a fare delle cose fighe, diciamo. Un applauso a Claudio. A questo punto io ti dico, giriamoci. Buongiorno a tutti. Guardiamo e ti chiedo 3 minuti della tua storia. Ma guarda, io ero Tra l'altro ero un ragazzo normalissimo come tutti loro, amante delle moto, delle uscite, di tutto. A 16 anni ho avuto un incidente stradale. Mi ha portato a una paraplegia, quindi a una condizione dove, diciamo, giro con una sedia a rotelle. E niente, mi sono buttato sul mondo dello sport. Il mondo dello sport mi ha portato comunque a conoscere il mondo Dinamo, dove mi hanno dato una grande opportunità. Sono uno di loro, mi hanno, diciamo, dato l'opportunità di essere il loro capitano della squadra del basket in carrozzina. E niente, è iniziato un mondo nuovo per me, che è quello dell'atleta. Quindi com'è la vita da atleta? È dura perché non ci sono più le uscite, non ci sono più determinati sgarri che prima si potevano fare, però è un mondo fantastico dove si vive di sport, dà tanti insegnamenti, quindi consiglio a tutti di buttarsi nel mondo dello sport. Quante ore di allenamento al giorno? Al giorno sono 4 ore, sì, 2 ore la mattina, 2 ore la sera. Tra stare sul divano e allenarci, meglio allenarci. Meglio allenarci. Grazie mille. Io direi, siamo snelli. E poi però abbiamo anche un sassarese, Francesco Sardara, che in realtà, quanti anni hai? 25, vieni con me. Parliamo ai nostri giovani. Abbiamo un ragazzo sassarese. Hai studiato dove? Sassari. Quindi cosa hai studiato? Ho fatto il corso di Scienze dei Servizi Giuridici. Quindi Scienze dei Servizi Giuridici, triennale, sì. Poi un master alla Bocconi. Quindi dalla triennale poi un master alla Bocconi, e ora ti ritrovi, cioè qua dicono amministratore delegato di una realtà che numeri ha? È una realtà che ha numeri che fanno capogiro. Siamo una delle squadre più seguite d'Europa, siamo l'unica squadra in tutta Italia che ha la Serie A di basket in carrozzina, maschile e femminile.
con tutte e 3 le società quest'anno abbiamo avuto la fortuna di giocare le coppe europee, siamo diventati un polo anche per il basket in carrozzina. Infatti Sassari ha ospitato la Europe Cup, la finale soprattutto. Siamo molto orgogliosi di ciò che facciamo. Siamo anche l'unica squadra che ha una fondazione che nei periodi duri, prendiamo il Covid piuttosto che il conflitto tra Russia e Ucraina, ha fatto grandissime iniziative a supporto sia del territorio che della nazione che di chiunque avesse bisogno. Ok, le vostre squadre, cioè la Dinamo Banco di Sardegna, ha un budget rispetto a Milano di un terzo? Fosse stato un terzo saremmo stati felicissimi, siamo a un decimo. Quindi io direi solo per questo un applauso al budget. Forse meno. Io quando seguo le aziende solitamente dico agli amministratori, dico guardate, cioè, per capirci, io apro il frigo, a seconda degli ingredienti che ho cerco di trovare la soluzione migliore. Diciamo che voi con gli ingredienti che avete riuscite a fare qualcosa di straordinario. Diciamo che noi siamo una realtà abbastanza atipica, perché comunque siamo la squadra di una regione, siamo riusciti a portare la squadra in ogni parte della regione e questo ti dà un valore che solo noi possiamo avere. Siamo riusciti negli anni a concretizzarlo e a consolidarlo sempre di più, diventando quello che siamo oggi. Ma la realtà dei fatti è che siamo quello che siamo, scusate il gioco di parole, solo grazie alla Sardegna. Allora un applauso a noi, dai. Grazie Francesco. Deborah Carangelo, vieni con me. Anch'io ero timido da bambino. Sei timida? No. Allora, raccontaci un po', perché Dinamo è anche Dinamo al femminile, no? Tra l'altro in questo momento si parla tantissimo di equality, gender equality, donne, sport, abbiamo con noi tante ragazze. Qual è la tua? Dacci 2 o 3 elementi, spunti, suggerimenti, stimoli che puoi dare a delle ragazze di 18 anni e quanto ti è servito a te lo sport? Beh, io diciamo che ho seguito il mio sogno. Gioco a basket da quando ero piccola, non sono di Sassari, è il mio primo anno qui. Quando ho parlato con la società mi hanno parlato di progetto e mi è piaciuto e diciamo che stanno rispettando quello che mi hanno detto. Io dico a tutti i ragazzi di studiare, e ho ripreso anch'io a 30 anni e poi di seguire i propri obiettivi. Comunque io sono andata via di casa quando avevo 15 anni, non mi sono mai fermata, ma perché è proprio la voglia di arrivare sempre più in alto. Cioè tu avevi una passione, avevi un sogno che era il basket. A 15 anni nella tua città non c'era la squadra, era questo il motivo? No, è fallita, dovevo fare una delle scelte e poi ho scelto di andare a Cervia, sono stata 4 anni a Cervia, 10 anni a Senza la tua famiglia? Senza la mia Quindi famiglia. a 15 anni ti trasferisci in un'altra città? Ho intrapreso la mia carriera sportiva, diciamo. Quanta determinazione da 0 a 100? Tanta. 1000. Allora un applauso. Grazie a tutti. A Deborah, grazie mille. Poi abbiamo Gianmario Dettori, che tra l'altro poco fa mi sono state fatte delle domande, no, sulle attitudini. Io in realtà sono nato a Sassari, ma magari questa cosa vi farà sorridere. Nel bene e nel male, mia mamma è di Sorso. Quindi nel mio sangue, probabilmente chiedi Cagliari, nel mio sangue scorre qualcosa di strano, mettiamola così, ed ecco perché è uscita fuori una figura così ibrida, no? Però questo è un elemento interessante. Anche tu sei di Sorso, allora siamo in 3. Quindi Gianmario Dettori, vicepresidente Dinamo, vieni qua con me. Tu sei un gigante nonostante non giochi a basket. State facendo tantissime cose. La Dinamo in realtà, abbiamo detto tante cose in questa mattina, tra le tante che alla fin fine le competenze sono importanti ma le puoi acquisire in un corso, ma poi ci vuole l'intuito, l'astuzia. La Dinamo Banco di Sardegna è una di quelle realtà che potenzialmente non è arrivata ad oggi perché, con tutto rispetto poi per tutti, c'è una laurea dietro in economia, ma c'è un qualcuno che ha visto un sogno e ha detto questa cosa o la mixo in qualche modo oppure noi rimaniamo una piccola realtà. E quindi Dinamo praticamente ormai è onnipresente perché giustamente diventa una squadra del territorio. Tu hai una grossa responsabilità e sei praticamente dagli inizi, dagli albori, e anche la responsabilità della Dinamo Lab. Raccontaci dei progetti, quindi dal basket a tanto altro.
Certo. Allora, premetto che nel 2011, quando io, Stefano, io, Carlo Sardara e Giovanni Cherchi, il compianto Giovanni Cherchi, siamo approdati alla Dinamo, avevamo un'esperienza nella pallacanestro che era di carattere dilettantistico, avevamo semplicemente la passione per la pallacanestro e facevamo i dirigenti in una piccolissima realtà sassarese. E quindi dal 2011 ad oggi noi siamo cresciuti insieme, abbiamo imparato a fare i dirigenti sportivi professionisti e lo abbiamo imparato step by step. Abbiamo iniziato molto umilmente con i fari bassi e abbiamo imparato strada facendo a far crescere, abbiamo imparato quelli che erano gli elementi, quelli che erano gli strumenti necessari per far crescere questa realtà. Far crescere innanzitutto la realtà professionistica, cioè la Serie A, la Dinamo di Serie A, quella che noi abbiamo acquisito, quella che Stefano ha acquisito come società e quella che noi abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto come società sportiva. E nel corso degli anni, pian piano, l'abbiamo fatta crescere, come diceva Francesco, oggi siamo una delle squadre, una delle società, uno dei club che ha più seguito dal punto di vista mediatico in Europa. Non sembra vero, ma è così. E nel corso degli anni abbiamo aggiunto dei tasselli, perché il nostro obiettivo fin dal principio era quello di fare pallacanestro a tutto tondo, a 360 gradi. Ci sono molti modi di giocare a pallacanestro e nell'ambito di questa nostra idea abbiamo affiancato quello che è l'obiettivo ormai, quello che è l'obiettivo di cui si parla nei consessi più importanti oggi in Italia, quello dell'inclusione. E quindi ci abbiamo aggiunto la pallacanestro in carrozzina, partendo da ragazzi sardi, sassaresi e sorsesi che giocavano a pallacanestro. Abbiamo creato la Dinamo Lab, che milita nel campionato di Serie A. E poi 3 anni fa ci abbiamo aggiunto le donne, e quindi quando parliamo di inclusione non si può non parlare di Dinamo e dei suoi progetti. E oggi noi siamo molto contenti del fatto che queste 3 realtà proprio quest'anno siano diventate anche molto competitive, anche dal punto di vista, oltre che dal punto di vista societario, oltre che dal punto di vista dell'immagine mediatica, ma dal punto di vista sportivo. Abbiamo 3 squadre che, grazie a Dio, giocano per vincere, e questo per noi è motivo di grande soddisfazione, perché significa che nel corso di questi 10 e poco più anni di lavoro abbiamo raggiunto veramente degli obiettivi forse impensabili 10 anni fa. Ma non ci fermiamo affatto, perché i professionisti dico gli uomini, perché certo. La Serie A maschile ha vinto anche dei trofei, e quindi siccome un minimo di ambizione nella vita bisogna averla, allora adesso cercheremo, perché non è detto che ci riusciremo, però cercheremo di giocare per vincere qualcosa anche con le ragazze, okay, e anche con i disabili, perché sono due realtà straordinarie, sono 2 realtà da ammirare e da prendere come esempio. Perfetto. Sia le ragazze per come approcciano allo sport, per come approcciano alla pallacanestro, per la loro professionalità, sia i ragazzi in carrozzina, perché loro veramente sono un esempio di vita per tutti. Grazie Gianmario. Grazie a voi. Grazie. Federico Pasquini, General Manager. Come fa un general manager a stare dietro ad una voglia di crescere così ampia? Ma per fortuna che c'è, onestamente è quella che ti dà la benzina ogni giorno per poter trovare un gran senso a quello che facciamo. Io ascoltavo tutto quello che dicevano loro, io penso che alla fine la cosa più importante oggi sia data dal fatto di trovare il modo, quando studi, di dare un senso a quello che studi, no? Cioè noi abbiamo trasformato il nostro hobby in un lavoro. Quello che mi ricordo sempre io è che mi veniva detto ai miei genitori: se non finisci l'università non puoi allenare. E credo e penso che in quel momento lì aver trovato un senso al fatto che facevo l'università, anche per quello mi abbia aiutato.
Quindi l'unica cosa che mi sento di dire a questi ragazzi è: cercate da subito, so che è difficile quando si è giovani essere focalizzati su qualcosa di molto maturo, no? Di cercare di guardare qualcosa che farai da grande, però cercate ogni giorno di avere un senso a quello che fate, perché secondo me l'università va vissuta in questa maniera, perché lo sport va vissuto in questa maniera. E prima parlavamo degli ingredienti quando apriamo il frigo, devi dare un senso agli ingredienti, questo è il mio lavoro, devo fare in modo e maniera che siano ogni volta i migliori ingredienti che io posso trovare a prescindere da quello che costano. Grazie mille. A voi. Grazie mille Federico. E ora abbiamo Jack De Vecchi, io ho scritto il capitano, è l'unica parola che c'è a caratteri cubitali in tutta questa presentazione, quindi cioè, tu sei appunto il capitano, no? La tua esperienza... Qualcuno di voi ha detto in realtà c'è la Sardegna che ci spinge, no? E tu sei un non sardo che arriva in questa terra strana dove tutti ci lamentiamo, dove c'è di tutto, no? Sembra apparentemente che non funzioni nulla, invece comunque ci sono delle eccellenze e tu arrivi e ti trovi quasi comodo. Raccontaci la tua esperienza su questa Sassari, su questa Sardegna, cioè un po' rispetto a quello che potrebbe essere il punto di vista di ragazzi di 18 anni, cioè tutti vogliono scappare, ma anche da Sassari si possono fare cose belle. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Insomma, io non sono sardo, ma mi considero sardo, anzi sassarese, ormai è 16 anni che sono qua, quindi mi considero appunto sardo. Sì, come hai detto bene tu, a 18 anni spesso si guarda sempre di andare, non so, a Milano, perché Milano è bella, perché Milano c'è tutto, ti offre tante cose, ti offre l'università, ti offre tanta, come dire, vita al di fuori degli studi, c'è molto da fare. Io ho fatto il percorso inverso, a 20 anni sono arrivato da Milano a Sassari. E non nascondo che inizialmente il pensiero era un po' vado in Sardegna, adesso vediamo un po', dai, comunque ci sto un annetto e poi torno indietro o comunque continuo a girare l'Italia. Invece alla fine mi sono fermato perché comunque la Sardegna ha tanto da dare, secondo me. Io mi sono trovato benissimo, mi sono trovato veramente in una realtà, sono stato fortunato. Io ho vissuto il cambio che raccontava prima Gianmario del 2011, quindi ho vissuto un cambio di società a livello di gestione familiare a una società con uno sguardo internazionale, europeo, anzi senza dubbio mondiale, nel senso che comunque si confronta a livello mondiale con tante realtà. E devo dire che dai 20 anni ai 38 che ne ho adesso, quasi all'aprile, insomma è cambiato tanto, però ho apprezzato tanto quello che la Sardegna sa dare. Io purtroppo vi parlo, insomma voi avete 18 anni, state per andare all'università, purtroppo io non sono riuscito a fare l'università, nel senso ho fatto solo il primo anno perché 20 anni fa ormai c'era l'obbligo di frequenza purtroppo in tante facoltà. Io a 19 anni, quindi uscito dalle superiori, ero nelle Marche, ho fatto un paio d'anni nelle Marche. L'unica università indirizzo che potevo fare senza obbligo di frequenza era questa ingegneria logistica dell'ambiente, che poi dopo un anno andando via dal posto ho mollato e alla fine non sono riuscito ad andare avanti, con grande rimpianto e grande rammarico, anche perché adesso gli ingegneri ambientali sono di moda, però posso dire di essere comunque stato fortunato, non mi è andata male. Ultima domanda, quante ore ti alleni al giorno? Insomma, diciamo che ci alleniamo ovviamente tutti i giorni, specialmente quando abbiamo le doppie competizioni europea e nazionale. Noi può essere 2 ore e mezza, 3 al giorno, fino a anche 5-6, dipende un po' dal programma di allenamenti che l'allenatore e il preparatore ci danno. A questo punto io direi un grazie, un grande applauso a tutta la Dinamo, un grande applauso a tutti i partecipanti, un grande applauso a voi, perché praticamente siamo arrivati alla fine di questo blocco mattutino, quindi vi siete divertiti almeno un po'? Ok, e allora grazie Dinamo che ci ha dedicato il loro tempo, grazie a tutti i nostri redattori, grazie alle 1000 persone che sono collegate online, buona vita a tutti!